Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, sempre su Elite Dangerous Horizon e finalmente sono riuscito a rientrare un attimo in plancia, era da un po' che non riuscivo a mettermi ai comandi per alcuni insomma diciamo un po' impegni personali e adesso finalmente siamo qui. Finalmente anche perché sono finalmente passate le 4 settimane di affiliazione con Denton Patreus e sono riuscito ad ottenere i tanti agognati Advanced Plasma Accelerator. È stata un po' una salassata, però dopo vedremo un attimo anche tutti i conti e tutta la spesa sostenuta per ottenere queste armi. Virgola. E quindi come avete capito in questo episodio andremo a trattare l'acquisto dei moduli unici, quindi partiamo subito e andiamo a vedere dove e come si gestisce questa cosa. Allora, come al solito, visto che stiamo parlando del Power Play, andiamo nei Galactic Powers, nel sempre solito pannello al quale ormai ci siamo super abituati. Allora, come vedete il nostro standing è arrivato a rating 3, quindi finalmente siamo riusciti ad arrivare a questo rating 3 con la modalità proposta, quindi appunto come dicevo utilizzando il trasporto dei power supplies. Finalmente siamo alle 4 settimane, ok, come appunto avevamo visto nel video precedente, l'errore mio di affiliazione che mi ha fatto perdere tutta un'intera settimana, e quindi abbiamo praticamente raggiunto le richieste che sono per poter sbloccare i moduli unici forniti dalla potenza. Quindi 4 settimane, eccole qui, 4 weeks e il rating 3, basta, non serve altro. Quindi ricapitolando un attimo come abbiamo ottenuto questo risultato, l'abbiamo ottenuto trasportando power supplies per un totale di 7 milioni e mezzo di spesa per sbloccare i vari 10 power supply di volta in volta, perché non avevo voglia di aspettare mezz'ora ogni mezz'ora per sbloccarne 10, visto che dovevo trasferire una cosa come 750, capite anche voi che è un po' improponibile. Quindi a fronte di una spesa circa di 7 milioni e mezzo, 7 milioni e 4 quello che ho speso effettivamente, e in mezz'ora con un bel Python ho raggiunto i 750 meriti che mi servivano. Questa cosa avremmo dovuto farla l'ultimo giorno della terza settimana, così non è stato per vari test, varie motivazioni e vari anche errori miei, e comunque questa è la strada. Se volete appunto ottenere i power moduli, quindi moduli unici, moduli avanzati o quello che sia, chiamateli come vi pare, e in poco tempo, quindi se volete fare questa cosa velocemente, questo secondo me è un ottimo modo, perché vi affiliate, aspettate le 3 settimane, il giorno prima dedicate mezz'ora, 40 minuti di gioco con un Python tutto cargo, fate questo trasferimento di power supplies, mezz'oretta, 40 minuti avete finito, ottenuto i 750 meriti, tornate a fare quello che vi interessa, il giorno dopo avrete il rating 3 e la quarta settimana, che vi consente di andare appunto a comprare tutto quello che vi serve. Quindi questa qui è, per ricapitolare un attimo, la modalità con cui abbiamo affrontato il tutto. Sinceramente ci sta. Sono stato molto soddisfatto del risultato e dei test fatti, quindi questo era un attimo per ricapitolare tutto. Poi, ovviamente, uno mi dice, sì, ma dove li compro questi cosi? Allora, non c'è nessuna interfaccia specifica, e si va semplicemente nell'outfitting della nave. Allora, andiamolo a vederlo qui, eccolo qui. Nell'outfitting della nave andremo nella relativa area per quanto riguarda quel modulo, perché alcuni moduli potranno essere degli optional internal, altri degli hardpoint o quello che sia. Quindi in base alla tipologia di modulo andiamo nell'area dedicata. Queste sono armi, quindi andiamo negli hardpoint della nave. Come vedete ne ho già installati 3, effettivamente ne ho comprati 4 perché è una cosa mia di un test che voglio fare in un secondo momento, voglio ottenerne 2 in un modo, 2 in un altro, e visto che c'ero ne ho comprati 4. Fate attenzione anche qui, perché allora dove andiamo a comprarli? Andiamo sempre come al solito nel nostro browse shop, sono una modifica dei Plasma Accelerators, quindi andiamo nella tab Plasma Accelerators. I pack hound li troverete sotto i missili, quelli multicannon unici li troverete sotto l'area multicannon, quindi molto semplice, molto lineare sotto questo punto di vista, e infatti qui li vediamo. Purtroppo con i colori che ho impostato questa cosa nel video non si vede molto, quindi vado velocemente a mettere un modulo
nello storage, così vedete meglio. Questo un attimo così, dai, eccolo qui, mettiamo via quello che è sotto lo scafo della nave, quindi Browse Shop, come dicevamo prima, Plasma Accelerator, ed eccoli qua, gli Advanced Plasma Accelerator. Vedete che hanno un costo di 4.119.120 crediti, o come diciamo noi, cucuzze. Quindi cosa succede? Costano parecchio, e questo mi riferisco anche al discorso di prima. Andiamo a fare i conti. Quindi abbiamo speso praticamente una cosa come 7 milioni e mezzo per praticamente acquistare 7 milioni e 4 per acquistare i power supply, per arrivare a questo punto qua. A questo punto andiamo ad avere una spesa ulteriore per quanto riguarda il modulo, perché ne abbiamo 4 milioni, praticamente 4 milioni e 120 mila. Ok, io ho voluto comprarne 4, e quindi capite anche voi che la spesa è stata nell'ordine tipo dei 16 milioni, qualcosa del genere. E per la precisione all'incirca 16 milioni e mezzo, che vanno a sommarsi alla spesa di 7 milioni e mezzo sostenuta in precedenza per l'acquisto dei power supply, e il totale è circa 24 milioni di cucuzze spese all'interno del power play da me finora, in questo mesetto dedicato al power play. Quindi capite che bisogna rifarli anche, ovviamente, questi soldini, queste cucuzze potete rifarli con, diciamo, facendo missioni, come al solito, trasporto passeggeri o quello che sia, oppure proseguendo la vostra strada e aumentando ulteriormente il vostro rating fino al rating 4, e dopo fino al rating 5. Diciamo che i 50 milioni così a settimana possono far gola. Ci sono dei modi per ottenerli lo stesso anche in meno tempo, certo, sì, assolutamente. Dopo starà a voi, insomma, dopo ognuno se lo gioca come vuole. Il power play è lì, è fatto per essere gestito e giocato dai giocatori nel modo in cui preferiscono. Quindi a me non interessa arrivare a rating 5, perché non mi interessa granché affiliarmi con i poteri e quello che sia, quindi me la gioco come voglio. Eccoli qua, come vedete, gli altri due Plasma Accelerator che sono in storage. Transfer to ship, andiamo a trasferircelo dentro la nave e via. Tanto che lo carica, usciamo fuori e andiamo a metterli un attimo alla prova. Launch. Ok, e adesso mettiamoli un attimo alla prova, e così li vediamo un attimo in funzione velocemente, giusto per. Dopo volevo parlare un attimino in conclusione del video per quanto riguarda l'uscita anche dalla potenza, perché sì, è vero che è giusto bello unirsi alle potenze, ma dopo bisogna anche capire come uscirne. Allora, adesso andiamo a vedere anche un attimo questa cosa. Nel frattempo ce ne scappiamo belli dallo spazioporto, facendo anche un po' i fighi, dando proprio i thruster all'interno dello spaceport. Ecco qui, se avessi avuto un frame wake scanner avrei scansionato anche questo, quindi per questo vi dico anche l'importanza di avere sempre quel modulo dietro. Ok, infatti, ecco, dovevo deselezionarlo, perché se no mi avrebbe fatto fare lo stesso jump di quel frame wake, qualora io avessi avuto abbastanza jump range per affrontarlo. Comunque adesso ce ne stiamo un attimo qua un po' nello spazio in Super Cruise. Andiamo a vedere se riesco, ma magari andiamo anche al Nav Beacon, perché è proprio vicino, guardatelo là. Allora andiamo verso il Nav Beacon, che magari troviamo anche qualche pirata là in zona, così vediamo anche di mettere un po' alla prova i Plasma Accelerator Advanced, giusto perché ci piacciono e sono bellini. Nel frattempo che andiamo lì ci divertiamoci a vedere un attimo la nave. Finché siamo in Super Cruise non vedremo i thruster in funzione. Dai, ecco qui, una delle cose che non ho mai capito finché quando siete con la telecamera che modificate la manetta per appunto spostare la telecamera la nave smetterà di correre, o comunque correrà in relazione alla manetta che mettete. Quindi se volete tenere la manetta ferma perché volete fare uno screenshot in Super Cruise, la nave si fermerà. Magari devo riconfigurare forse un attimo i controlli della telecamera esterna. Vabbè,
non importa. Vabbè, qua ci sono le cruise ship che ci dicono tante cose. Ok, qui siamo al nav beacon, sì, dai. Velocità di avvicinamento opportuna, andiamocene a spararci su sto nav beacon. Eccolo qui, nel frattempo c'è la stella, il sole di questo sistema che... Allora, intanto che ci avviciniamo all'Advanced Plasma Accelerator faremo dei test sul Vulture. Voglio mettere il Plasma Slug e dopo li farò efficient, quindi farò una combo di questo tipo qui per i primi due. Per i primi due. Mi sono distratto un attimo, vediamo se ce la facciamo, siamo un po' velocini. No, non ce l'abbiamo fatta. Proprio per poco, sono andato un po' troppo veloce. Ah, Signore Santissimo. Ecco, vedete, allora, piuttosto del docking computer avrei preferito un sistema, diciamo, un po' più affidabile per quanto riguarda l'avvicinamento e il drop in questi casi qua. Il vecchio Elite ce l'aveva, il nuovo no. Vabbè. Allora, visto che ci siamo, facciamoci anche una scansione del nav beacon, non si sa mai che magari recuperiamo informazioni sul sistema che prima non avevamo. Intanto estraiamo subito le armi. Eccoci qua, adesso ci guardiamo anche le scie della nostra nave. Tiriamo un bel colpetto nel nulla, così vi guardate anche come funzionano questi cosi, ed è proprio bello. Pam! Belle saccagnate che tira sto coso. Allora, abbiamo subito un bel Cobra MK3 qui, nave tipicamente usata da pirati e cose del genere, quindi vediamo un attimo com'è. Allora, vediamo se riusciamo a trovare... Tu chi sei? Sempre tu. Mi sono distratto un attimo. Speravo di riuscire a trovare un piratino da qualche parte. Ogni tanto li troviamo anche nei nav beacon, quindi... No, questo è un clean. Questo è un dolphin. Boh, non so, a volte mi è capitato di trovare navi turistiche wanted. Non è così impossibile, Sento qualcuno che spara. Sento qualcuno che spara. Ok. Tu chi sei? Sempre il dolphin, non mi interessi. Eccolo qui. Mamma mia, dai, un piratino che ci proviamo un attimo. Oh, stanno sparando. Quello Sirius Security, quindi probabilmente è enemy. Ah. Ok, beh, guardate, visto che abbiamo anche un enemy qua, andiamo a sparargli un attimino. Tiriamogli una bella saccagnata. Adesso l'abbiamo colpito e così possiamo divertirci anche un attimo a sparare a un nemico. Vediamo se riusciamo a colpirlo. Ok, eccolo qua, l'abbiamo colpito. Così vediamo un attimo anche quanti danni riusciamo a fargli. Ah! Era proprio bello da tirargli. Dov'è? Eccolo lì, era proprio dritto davanti a noi. Peccato che non sono riuscito a mirarlo bene. Dovete farci un attimo di attenzione con gli advanced, perché sono delle armi fixed che richiedono buona mira e un buon tempismo. Ecco, appunto, come non detto. Praticamente c'è il nostro amico Ciccio Panzo di là che lo sta già saccagnando che basta. Eccoli qua. Mancato. Ok. Altre modifiche che vengono fatte a quest'arma qui solitamente servono anche ad aumentare la velocità del colpo per poterli rendere un po' più precisi. Dai, diamogli il colpo di grazia. Eccolo là. Preso e distrutto, esploso. Eccolo lì. Pam! Che
è andato. Allora, come potete vedere, fanno i loro danni queste armi qui, sono difficili da usare, per cui insomma bisognerà farci un po' di attenzione usando gli Advanced Plasma Accelerators. Allora, nel frattempo che siamo qui, siamo riusciti anche appunto a finire il test sugli Advanced Plasma Accelerators. Adesso ce ne andiamo avanti. Voglio vedere una cosa, visto che ho tirato giù un enemy, non ho transaction, quindi non c'è niente là. Ok, adesso ce ne torniamo verso il nostro Parkinson Dock. Scusate. L'inship with trajectory. Ma che trajectory? Non ho niente. L'unica cosa che ho targettato qua, cos'è il nav beacon? Ma stiamo scherzando? Scusate un attimo. No, c'è un altro nemico, fatalità. Allora. Andiamo. Eccolo qui. A posto. Meglio. Ecco qua. Bene, adesso ce ne andiamo verso il nostro Parkinson Dock. E via. Allora, nella strada del ritorno, dopo aver visto come funzionano gli Advanced Plasma Accelerator proprio sul campo, quindi ovviamente bisogna prenderci un po' di mano per renderli un'arma effettiva e utile, perché fanno le loro saccagnate di danni, ma sono difficili da usare e da puntare. Su un Vulture potrebbero essere abbastanza comodi, velocità smodata. Perché? Perché il Vulture è una nave veloce, corre tanto, arrivo, tiro un colpo, me ne svolazzo via, torno indietro, arrivo, tiro un colpo, me ne svolazzo via, torno indietro. Però vanno ingegnerizzati, perché senza ingegnerizzazione potrebbero non essere così efficaci come ci aspettiamo. Poi sappiate anche che è un'arma che è stata, come si suol dire, nerfata dalla Frontier con sommo disappunto di tutta la community, perché la Frontier diceva sono troppo potenti, e invece adesso li hanno resi praticamente un'arma abbastanza inutile. Io preferisco altre tipologie di armi, però voglio provare a dedicarmi a questa per vedere un attimo se la mia valutazione fatta sull'utilizzo di armi, quindi praticamente mettere tutto multicannon, è giusta o sbagliata. Chiusa parentesi, Advanced Plasma Accelerator. Adesso ce ne torniamo a Parkinson Dock. Posso anche accelerare un attimino, dai, tanto siamo veramente lenti in questo momento. Ok, andiamo a rifornire le armi e dopo andremo a vedere anche un attimo come funziona il discorso bene dell'uscita dall'affiliazione con una fazione, con una potenza. Perché è bene unirsi eccetera di qua e di là, ma bisogna anche capire come andarsene. E vi anticipo, ci sono fondamentalmente due modi: uno, quindi rimuovendo la nostra affiliazione alla potenza, tornando a essere delle navi comuni e normalissime, oppure andando di defezione, quindi praticamente ce ne scappiamo via per andare da un altro. Quindi questo è un attimo un anticipo di quello che parleremo tra un attimino, quindi datemi un secondo che faccio il dock alla stazione. Dov'è il 20? Eccolo qua. Odio quando mi mettono i pad subito all'ingresso. Ok, vediamo di completare questo dock. Ecco, siamo arrivati un po' disallineati. Comunque non importa, entriamo all'hangar e andiamo a rifornire e ripararci. Adesso vedrete quanto ci sarà costato sparare quei colpi. Abbiamo già speso 2686 crediti in un po' di colpi che abbiamo sparato, quindi gli Advanced Plasma costano parecchio. Allora, detto questo, abbiamo visto un attimo come funziona tutto, li abbiamo visti bla bla bla, non mi dilungo ulteriormente. Ultima parte del video che vediamo adesso e che andiamo subitissimissimo ad affrontare è come me ne esco dall'affiliazione con la potenza, quindi come me ne vado da Denton Patreus in questo caso. Questa meccanica vale per tutti comunque. Allora, fondamentalmente abbiamo due modi: uno, leave power, me ne vado, esco, vado via, ciao, grazie per quello che è stato e arrivederci, tanti cari saluti. E questa è la modalità, diciamo, più semplice per abbandonare la potenza. Quindi, come ci dicono qui, se ce ne andiamo per mezza giornata saremo impossibilitati a joinare, quindi a unirci ad un'altra potenza. Quindi mezza giornata e poi
ce ne andiamo da qualcun altro o continuiamo a fare quello che vogliamo senza nessuna preoccupazione. Questo è il modo più semplice da, da utilizzare per uscire da un potere. Perché? Perché ce ne andiamo, perdiamo tutti i meriti, perdiamo tutti i rating, quello che è fatto, i moduli che abbiamo acquistato li abbiamo acquistati, basta, punto, fine, ce ne andiamo. Non possiamo fare altro in questo momento. Quindi questo è quanto. Il secondo modo si chiama defezione. Attenzione che ci saranno delle penalità. In questo caso diventeremo nemici di Denton Patrios e tutte le navi affiliate a Denton Patrios saranno autorizzate ad abbatterci all'interno dello spazio controllato da Denton Patrios e di tutte le fazioni affiliate a questa potenza. Quindi fateci attenzione se andate a fare la defezione. Defezione perché? Perché andare a fare defezione mi consente di mantenere il rating al costo di metà dei miei meriti. Questo è quanto, quindi faccio la defezione, passo direttamente con un'altra potenza senza uscire e rientrare e dover rifare tutti i meriti per raggiungere il rating, quindi entro nella potenza direttamente con il rating che ho adesso e dopo continuo la mia vita normale di power play, facendo attenzione ad una cosa, che per X giorni, dico X perché qui in questo caso sono 3 giorni, penso perché siamo al rating 3, c'è gente che parla anche di addirittura 28 giorni, però non lo so a rating più alti come sia, non ho testato personalmente, vi riporto quello che ho visto in giro. Dicevo, per questi X giorni sarete nemici giurati della potenza, quindi tutte le navi di Denton Patrios saranno autorizzate a spararvi. Ovviamente questo vi fa capire anche che fare la defezione all'interno del territorio controllato dalla potenza da cui state scappando non è una cosa molto saggia, cioè fatelo quando siete magari già in un sistema controllato dalla potenza verso la quale state orientandovi. Allora, ha senso, non ha senso, lo lascio decidere a voi. Secondo me dipende proprio da voi come volete gestirvela, perché adesso vi faccio vedere anche subito come si fa questa cosa. Andiamo nei Galactic Power. Mettiamo caso che io volessi passare, prendiamo Zachary Hudson per esempio, ce l'ho qui sotto mano, eccolo qua. Come vedete adesso mi si è illuminato il tasto Defect. Il tasto Defect qui cosa mi dice? Eccolo qua. Ti dice defecting to Zachary Hudson will carry over 189 meriti, quindi ci porteremo dietro 189 meriti dei nostri attuali 387 e ci sarà dato un rating 2 perché ovviamente siamo sì 3 ma e siamo anche nella quarta settimana e siamo sotto e quindi siamo sul rating opportuno per questi meriti. E Denton Patrios Agent will attempt to hunt you down for over the next 3 days, quindi tutte le navi di Denton Patrios cercheranno di ucciderci per i prossimi 3 giorni. Ok, e durante questo periodo non potremo fare niente, quindi in questi 3 giorni non potremo lasciare Zachary Hudson per passare da un'altra parte, non potremo lasciarlo normalmente e non potremo neanche fare defezione, quindi attenzione con questa cosa. Ovviamente per chi ha rating 5 o quello che sia può essere una cosa comoda, se per noi che abbiamo un normalissimo rating 3, scusate, ho sbagliato. Per chi come noi avesse un normalissimo rating 3 che sta facendo questa cosa per i power module, io li chiamo così, quindi per appunto i moduli unici, sconsiglio vivamente di fare il defect. Leave power molto più semplice, molto più easy, sapete che avete le vostre 4 settimane comunque da aspettare, quindi fate leave power. Scegliete un'altra potenza, vi unite all'altra potenza, state con loro per le 4 settimane, per le 3 settimane, il giorno prima vi spendete i vostri 7 milioni e mezzo in power supplies e il giorno dopo avrete di nuovo l'accesso al rating 3, 4 settimane e quindi potete acquistare il nuovo modulo unico. E quella cosa che abbiamo fatto qui, quindi per questa modalità di gioco di power play, se puntate solo ed esclusivamente ai moduli unici, Defect è impensabile perché porta dietro troppe rogne, quindi e non dà nessun effettivo vantaggio. Se invece state affrontando power play per rating 5 o altre cose, beh sì, ben venga, insomma la defection ci sta. Poi se siete giocatori a cui piace anche gestirvi la cosa a livello di ambientazione e di gioco personale, perché vi sentite parte di questa enorme galassia, allora lì dopo è una decisione completamente personale. Bene.
Basta. Allora, questa parte va a concludere l'esperienza di Powerplay. A breve ci dedicheremo ad altri aspetti del gioco, e come anche ne parlavamo nei commenti nei video precedenti, e vedremo un attimo alcuni aspetti secondari. Pensavo di fare un video sul cambio di colore dell'HUD, su come gestire le velocità di approccio, di avvicinamento ai pianeti, ai signal source, starport, quello che sia, quindi un attimo così. E dopo ovviamente tutta una parte dedicata all'ingegnerizzazione, sbloccare gli ingegneri, recuperare materiali e cosa e dove andare a fare, quindi con anche un po' di informazioni aggiuntive e di alcuni link interessanti. Quindi questo un attimo, un paio di anticipazioni per i prossimi video. Detto questo, abbiamo esaurito completamente gli argomenti che volevo trattare in questo video, quindi vado a concludere e ringrazio come sempre tutti voi che seguite il canale, quindi veramente un grandissimo grazie a tutti gli spettatori e a tutti i piloti che ci stanno seguendo, a tutti coloro invece che vogliono avvicinarsi a questo gioco, dateci un occhio perché comunque ha i suoi contro, però ha anche tante cose belle e le potete vedere anche nei vari video che sono stati da me pubblicati anche in precedenza. Quindi se avete intenzione documentatevi un attimo, guardatevi i video e domandatemi anche pure nei commenti. E altra piccola anticipazione: stavo pensando di aprire un piccolo canale su Discord in modo da poter fornire un'ulteriore piattaforma di collegamento, quindi questo è quanto. Aggiornamenti grafici, aggiornamenti un attimo relativi a loghi e grafiche del canale sono in corso di preparazione, quindi a breve avremo un po' di cosette nuove all'interno del canale. Benissimo, quindi non mi dilungo ulteriormente, come l'avevo già detto prima, ma non sperateci mai. Comunque adesso invece lo dico veramente. Ragazzi, grazie a tutti. Virus 101 ha esaurito il topic, gli argomenti, ed è esaurito lui di suo, quindi abbiate pazienza. Ci vedremo al prossimo video. Un grandissimo grazie ancora. Virus 101 Transmission out.